Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vi ringraziamo per la vostra presenza a questo ciclo di incontri dedicati alla formazione dei modelli 730 2025. Siamo veramente contenti di ascoltare, di constatare quanti siete ad ascoltarci. Questo giorno è dedicato alle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Vi ricordo che il 19 maggio ci sarà l'ultimo breve incontro dedicato alle spese sanitarie e alle erogazioni liberali. Se volete potete scrivere i vostri quesiti direttamente nello spazio commenti della piattaforma da cui ci state seguendo e noi cercheremo di rispondere a tutti subito, altrimenti proveremo a dar seguito alle risposte nei prossimi giorni. Vi ricordo che naturalmente quesiti specifici e particolarmente complessi non potranno essere esaminati in diretta. Infine, per i clienti di CAF interregionale dipendenti sarà sempre possibile chiedere consigli e contattarci direttamente scrivendo alla mail assistenza@cafinterregionale.it. Le slide di questo webinar saranno rese disponibili sul sito di CAF Interregionale pochi giorni dopo l'evento. Allora, oggi parleremo del modello 730, delle spese di bonus edili, ristrutturazioni edilizie, bonus verde, bonus mobili e riqualificazione energetica. Abbiamo 1 ora di tempo, quindi cercherò di essere sintetica e molte slide che io ho inserito saranno anche, diciamo, magari le salterò in quanto magari potrete utilizzarle in un momento successivo, in quanto saranno rese disponibili anche le slide. Allora, parlando di bonus edili, quest'anno non è cambiato tanto, non ci sono grosse variazioni rispetto agli anni precedenti, a parte qualche piccola variazione che vi spiegherò più di seguito, quindi è confermata la detrazione del 50% sulle spese degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino a un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare, incluse le relative pertinenze. Naturalmente è un limite annuale. In presenza di più lavori su più unità va, ricondotto sempre a questo limite e, è importante ricordare l'obbligo di verifica degli anni precedenti, nel caso in cui l'intervento non sia autonomo, ma sia una prosecuzione di lavori. La detrazione, vi ricordo, è sempre cedibile o trasmissibile agli eredi, con l'unica eccezione del bonus barriere. Il bonus barriere non si può né trasferire in caso di cessione e neanche trasferire agli eredi in caso di decesso. È l'unico bonus edile che non ha questa possibilità. Quali sono le spese detraibili? Io le ripeto velocemente, ma sono tutte le spese di ordinaria manutenzione per le parti comuni in caso di condomini e, gli interventi invece di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione, restauro, risanamento, immobili danneggiati da eventi calamitosi, le misure di sicurezza statica, antisismica, le barriere architettoniche, la realizzazione di autorimessi o di posto auto purché pertinenziali all'immobile, tutto quello che riguarda la prevenzione di atti illeciti, quindi ad esempio gli impianti di allarme, sistemi di sicurezza, porte blindate, la cablatura degli edifici, quindi la connessione a internet, la riduzione dell'inquinamento acustico, la prevenzione degli infortuni domestici, quali ad esempio la necessità per esempio di mettere delle sicurezze alle finestre o di sistemare i balconi, di mettere una sicurezza alle scale. Queste sono tutte prevenzioni di infortuni domestici. La bonifica dell'amianto sempre valida e poi si è aggiunta recentemente anche la parte risparmio energetico e impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia, ad esempio il fotovoltaico o l'eolico. Sono spese Tra queste spese abbiamo anche l'assegnazione degli immobili
ristrutturati e, in questo caso particolare l'immobile deve essere stato deve aver subito una ristrutturazione edilizia completa, quindi non è sufficiente una manutenzione straordinaria e, deve fare parte di un edificio interamente ristrutturato. Quindi il caso per esempio di un condominio o di un immobile plurifamiliare, diciamo da 2 a 4 per esempio abitazioni, deve essere stato interamente ristrutturato. Deve essere poi venduto da imprese di costruzione o di ristrutturazione edilizia o assegnato da una cooperativa edilizia, con una condizione temporale che è, quella dei 18 mesi dal termine dei lavori. La detrazione spettante è il 50% sull'importo, che è pari al 25% del prezzo di vendita di assegnazione, sempre con un limite di 96.000 € ripartito pro quota. Ecco, io questo l'ho, sottolineato perché ci sono spesso molti errori nell'inserimento dei dati e ho fatto ad esempio un piccolo esempio che potrete leggere e che ritengo interessante e utile per capire come si compila il RIGO nel caso di acquisto di immobile ristrutturato. Poi abbiamo indicato anche il tipo di, codifica che deve essere messa nella colonna 4 sotto la voce tipologia, è importantissima. Il calcolo poi del 50% verrà fatto da capo interregionale. Ehm, altra spesa molto frequente in questi anni è quella eliminazione delle barriere architettoniche. È consentita fino al 31 dicembre 2025, salvo poi eventuali proroghe, al momento non abbiamo ancora notizie, e ha un'aliquota di detrazione fino al 2024 pari al 75% con detrazione in 10 anni a partire dal 2024. Precedentemente era 5 anni. È un bonus che spetta anche in assenza della presenza di eventuali disabili e serve proprio a eliminare le barriere architettoniche. Quali sono queste barriere architettoniche? Sono tutte quelle che rispettano i requisiti del DM 236 del 1989. È un DM a cui poi bisogna fare riferimento e che, dovrà appunto il tecnico da fine 2023, dovrà rilasciare un'asseverazione tecnica specifica proprio per attestare il rispetto dei requisiti del DM 236. L'elevazione al 110 è anche per coloro che hanno utilizzato il superbonus. Quindi qualora ci fosse questo intervento come intervento trainato, ehm, l'elevazione era al 110, sempre limitatamente però alle spese sostenute fino al 2023. Naturalmente, ehm da partire dal, 30 dicembre ci son state alcune variazioni e, a partire dal 30 dicembre 2023 ci son state solo alcune spese che sono ammissibili al bonus delle barriere architettoniche. In particolare possono essere, detraibili con l'aliquota del 75% solo quelle che sono i riferimenti a scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici, mentre non è più ammessa la detrazione per l'automazione degli impianti e per tutte le altre opere che, inizialmente potevano comunque rispettare i requisiti del DM 236, quindi come ad esempio il rifacimento degli impianti tecnologici o tutto quello che riguarda la mobilità interna, la facilitazione della mobilità. Dal 2024 non sarà più possibile. C'è stata una piccola clausola di salvaguardia dove appunto ha consentito a utilizzare la regola del 2023 anche nel 2024, ma solo a condizione che il titolo abilitativo fosse stato presentato
e fosse stato presentato il titolo abilitativo, oppure, nel caso di non necessità, fossero già iniziati i lavori o fosse stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto sul prezzo. Quindi lavori non ancora, iniziati nel 2023 non potranno usufruire di questa clausola di salvaguardia. Nel caso della compilazione, per la compilazione è necessaria, indicare nel campo di colonna 2 tipologia il codice 21 o il codice 22 a seconda del tipo dell'intervento. Questi codici sono importantissimi in quanto sono quelli che permettono di applicare la detrazione del 75%. Ehm, altro bonus interessante è quello del interventi di, efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Ricordo che siamo sempre nell'ambito della ristrutturazione edilizia, quindi con detrazione al 50%, e questa interventi di efficienza energetica si possono riassumere in alcune tipologie interessanti, tipo la struttura edilizia, quindi ad esempio la riduzione delle trasmittanza delle pareti o dei pavimenti, del tetto, la sostituzione degli infissi, gli impianti tecnologici come ad esempio i collettori solari, le pompe di calore per climatizzazione, perché comunque c'è un'efficienza energetica, l'installazione di sistemi ibridi per caldaia e a condensazione e pompa di calore, gli scaldaacqua, pompa di calore, la building automation, quindi tutto quello che riguarda l'automazione dell'utilizzo dell'energia nella casa, e poi anche gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Altra cosa ovviamente che non rientra in questo caso qua, gli elettrodomestici li ho inseriti, ma solo perché sono obbligatori per questi elettrodomestici, come per tutti gli interventi di efficienza energetica che sono detraibili nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, è obbligatorio l'invio del modulo Enea entro 90 giorni dalla fine lavori. È un adempimento non vincolante, ossia non determina la perdita della detrazione in caso di mancato invio, però naturalmente sarà soggetto alla sanzione per mancato invio, non eccessiva. Nel caso degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, siccome è una richiesta frequente, la spesa è possibile, ammissibile e detraibile al 50%, sempre come spesa di recupero edilizio, e, naturalmente purché sia ad utilizzo dell'immobile, su cui stiamo facendo i lavori, e non sia un'attività da cui generare, attività commerciale, quindi quando ad esempio si superano determinati limiti di kilowatt, dell'impianto. Naturalmente se fosse stato un intervento trainato nel superbonus, quindi stiamo parlando quindi sempre fino al 2023, avrebbe avuto una detrazione del 110, 90 o 70% a seconda della tipologia, e, purché ci fossero determinate condizioni, quindi connesso alla rete elettrica, concessione al GSE dell'energia in esubero e con il sistema di impianto di accumulo integrato con determinati limiti di prezzi, naturalmente, asseverati come congrui. Le condizioni abbiamo appunto detto è, il fatto che non sia superiore a 20 kWh, altrimenti, diventa un'attività commerciale, e che il sistema di accumulo diventa detraibile, ehm sempre, anche se installato successivamente, ma naturalmente non per quegli impianti che hanno la tariffa incentivante, cioè il cosiddetto conto energia, in quanto, l'impianto fotovoltaico non è detraibile e pertanto non lo sarà neppure il sistema di accumulo. Ehm
Parlando poi di un altro bonus interessante che interessa parecchie persone è il sisma bonus. Il sisma bonus riguarda quegli edifici che sono nelle zone sismiche, categoria di classe 1, 2 e anche 3, e permette una detrazione d'imposta, variabile a seconda dei lavori fatti e della riduzione della classe di rischio. Quindi se, ad esempio, io faccio un'attività, di sisma bonus, ma non ho un passaggio a una classe di rischio, cioè l'immobile non scende come rischio di sisma, avrò la detrazione al 50, che diventa poi si eleva al 70 o 80% se io scendo di classe di rischio con l'immobile, coi lavori effettuati, scendo di 1 o 2 classi di rischio più basse. Se invece l'immobile, i lavori sono svolti su parti comuni, quindi stiamo parlando di condomini, la detrazione si eleva al 75 e all'85%. La detrazione sisma bonus era ripartita in 5 rate fino al 2023, diventano 10 dal 2024. C'è un limite di spesa che è di 96.000 €, il quale, va integrato con tutti gli eventuali ulteriori lavori di ristrutturazione edilizia, in quanto è un limite unico. Qualora fossero stati svolti i lavori che rientravano nella disciplina del superbonus, anche per queste spese invece del 70, 80%, 50 avremmo avuto la possibilità di avere una, detrazione del 110%, quindi a condizione appunto che fossimo all'interno del regime del superbonus. Le spese sostenute nel 2024, salvo non ci siano appunto condizioni del superbonus, avranno queste percentuali di detrazione. Poi vedremo invece quanto spetta per l'anno 2025, perché ci sono importanti novità per il 2025 che determinano delle grosse riduzioni di detrazioni, ma le vediamo in seguito verso la fine del webinar. Per questo sisma bonus è importantissima la documentazione che viene presentata, dove appunto abbiamo l'asseverazione tecnica preventiva e l'asseverazione tecnica a fine lavori. Devono essere asseverazioni del direttore lavori e del collaudatore statico, sono famosi allegati B e allegato B1, che vengono depositati in comune e che sono obbligatori. Senza questi documenti la spesa non può usufruire della detrazione, appunto della percentuale di detrazione spettante per il sisma bonus. Quindi prima dell'inizio lavori il progettista deve dichiarare la classe di rischio che verrà, conseguita dopo l'esecuzione dell'intervento, e alla fine dei lavori questa classe va, certificata, asseverata sia dal direttore lavori che dal collaudatore statico. Il sisma bonus serve anche, è detraibile la spesa sisma bonus anche nel caso di acquisto di un immobile che però deve aver subito appunto gli interventi di riduzione del rischio sismico, deve ricadere nelle zone, classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, e, deve essere, fatta con una completa demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurre lo rischio sismico, anche se ci fosse una variazione volumetrica, cosa eccezionale per questa tipologia, perché sapete che anche voi che le ristrutturazioni e il patrimonio edilizio non consentono mai la variazione volumetrica. Il sisma bonus ce lo permette. Naturalmente ci sono anche lì altri limiti: l'impresa deve essere un'impresa di costruzione, l'impresa che vende, e l'immobile deve essere alienato entro 30 mesi dalla fine lavori. Anche in questo caso la detrazione spetta in percentuale maggiore del
l'85% del prezzo, sempre nel limite dei 96.000, oppure 85% del prezzo se c'è una riduzione di 2 classi. Cosa dobbiamo presentare quando acquistiamo l'immobile, che ha avuto un intervento sisma bonus? È fondamentale intanto leggere molto attentamente l'atto notarile di acquisto, dove sono riportati tutti i dati dei titoli abilitativi e, l'inizio lavori. Dobbiamo vedere l'attività svolta da chi vende questo immobile e tutto quello che riguarda appunto la richiesta di sisma bonus. Naturalmente all'Agenzia delle Entrate non basta, perché, spesso gli atti notarili sono, del tutto incompleti su queste parti e quindi dobbiamo assolutamente chiedere all'impresa di costruzione che ci vende l'immobile questo elenco di documenti, quindi tutti i titoli abilitativi, compresi di relazioni, allegati, come abbiamo detto, di deposito del rischio dell'allegato B famoso e, l'inizio lavori, quindi la notifica all'ASL d'inizio lavori. Dobbiamo avere una visura camerale dell'impresa venditrice, perché dobbiamo rilevare, l'attività svolta dall'impresa, dobbiamo dimostrare che è un'impresa edile di costruzione o ristrutturazione, e poi appunto l'atto notarile comunque a supporto. Come compilare il modello? Dovremo indicare il rischio, il codice 10 o 11 a seconda della riduzione di classe, sempre in colonna 2 tipologia. Ripeto, importantissimi questi codici perché ci consentono di avere la maggiore detrazione. Io ripeto sempre a tutti quelli che, ci seguono come professionisti, che sono tanti, sono tutti molto bravi, però è fondamentale, nell'utilizzo del programma, nell'inserimento dei dati, poi vedere il risultato effettivo di quanto inserito in queste righe, per capire se effettivamente la compilazione è stata corretta. Quindi io suggerisco caldamente di andare a verificare qual è la rata spettante nella modello 732, sia per le ristrutturazioni che per i bonus di riqualificazione energetica, che per il bonus mobili ad esempio, e fare il calcolo con la calcolatrice per vedere se effettivamente abbiamo compilato correttamente le righe. Siccome ci son tanti codici da utilizzare, tante nuove colonne che è importante inserire, ed è fondamentale appunto verificare la corretta compilazione. Peraltro suggerisco anche di utilizzare molto la maschera interna di lavoro, dove appunto si indicano le tipologie dei lavori svolti, proprio per memorie future, per capire esattamente cosa abbiamo inserito nei vari anni. E, importantissimo anche utilizzare la funzione di prosecuzione lavori per verificare il rispetto dei limiti del 96.000 €. Nel caso proseguendo velocemente, riporto anche quanto spetta per il bonus verde, anche qua è uno delle tipologie di spese che generano più errori e più riprese da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché spesso si scambia un lavoro di manutenzione ordinaria come possibile detrazione, quando in realtà deve esserci proprio una sistemazione ex novo a verde delle aree scoperte, quindi deve esserci proprio un rifacimento completo del giardino, delle parti verdi, una realizzazione che può essere anche fatto come solo anche riguardante anche solo l'impianto di irrigazione, però in ogni caso è fondamentale la fattura. Quindi non manutenzione ordinaria, non integrazioni, ad esempio di piante o rifacimenti di piccole parti, perché deve essere una sistemazione verde totale e completa. È fondamentale avere una fattura scritta con una descrizione lavori fatta molto bene. In questo caso qua, il pagamento può essere anche un bonifico ordinario, quindi non è chiesto che sia un bonifico parlante, così
come lo è per i bonus mobili, però comunque deve essere un pagamento tracciato. La detrazione è del 36% e verrà ripartita in 10 anni su un limite di spesa di 5.000 € se stiamo parlando di unità immobiliare, oppure 5.000 € per il numero dei condomini nel caso di lavori sul condominio. Alcune indicazioni importanti anche perché, possono determinare errori rilevabili facilmente anche dall'Agenzia delle Entrate è la questione degli immobili ereditati. Quando si eredita un immobile che ha subito delle ristrutturazioni e ha delle detrazioni per risparmio energetico, per riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia, è importante e fondamentale attribuire queste detrazioni ai soli eredi che detengono l'immobile in maniera con una detenzione materiale e diretta. Materiale diretta significa che io posso entrare in quell'immobile, lo utilizzo direttamente, quindi ad esempio non potrò mai mantenere la detrazione se l'immobile ereditato è in locazione o dato in comodato a terzi. Cosa possiamo avere? Dobbiamo per, detrarre la spesa naturalmente dovremo avere tutti i documenti che erano stati, utilizzati e che erano necessari per la detrazione delle spese in campo al decuius e, poi oltre a questi ci vorrà una dichiarazione di un'autocertificazione di detenzione materiale diretta del bene. Ora questa è fondamentale che sia presentata ogni anno, perché ogni anno io devo verificare la situazione al 31/12 per vedere appunto che ci sia ancora questa detenzione materiale e diretta, perché nel caso in cui non ci sia più la spesa va decurtata. Allora qua è fondamentale quindi verificare ad esempio il quadro B. Quando io vendo l'immobile ereditato, la spesa non la potrò più proseguire, la detrazione della spesa, ma dovrò escluderla. Quindi la prima cosa che io farò in presenza di spese ereditate è la verifica della presenza dell'immobile nel quadro B e la devo fare ogni anno. Guardando oltre alla presenza anche l'utilizzo. Se ad esempio l'immobile fosse messo in locazione, a quel punto lì la spesa la dobbiamo togliere, escludere. Come fare a ricordarsi? È fondamentale inserire una nota in gestione pratica, quindi all'inizio quando noi inseriamo il modello è assolutamente importantissimo tenere nota di queste nuove spese ereditate per consentirci di, verificare queste condizioni ad ogni anno, a ogni anno di detrazione. Cosa dobbiamo presentare al CAF in linea generale? Questo è l'elenco dei documenti che sono richiesti. Naturalmente, è un elenco non esaustivo, potrebbero essere richieste molte altre documentazioni, in particolare quando facciamo lavori e interventi di un certo importanti come, potrebbero essere ad esempio le ristrutturazioni edilizie con ampliamento. Lì abbiamo necessità di documenti specifici. Magari, fateci la domanda sull'assistenza e noi vi daremo la possibilità di essere assistiti dai nostri professionisti. In linea generale dobbiamo ricevere le abilitazioni amministrative, oppure in loro assenza l'autocertificazione che attesta la data di inizio lavori e la detraibilità delle spese sostenute. Le abilitazioni amministrative, attenzione perché spesso viene consegnata solo la ricevuta, invece è fondamentale presentare l'intero documento depositato in comune, quindi la CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata o la SCIA, la SCIA. In entrambi i casi non è sufficiente la ricevuta di deposito, ma ci vuole tutta la documentazione, tutto il modulo presentato insieme a la relazione tecnica depositata
dal direttore lavori, perché la relazione tecnica ci consente di capire se ci sono spese che pur entrando nella CILA, ad esempio, non sono comunque detraibili. Ad esempio, una CILA che presenta lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento impianto, non so, che so, impianto sanitario e rifacimento pavimentazione interna di tutto l'appartamento, in questo caso è un esempio naturalmente, la pavimentazione non sarà detraibile, in quanto è considerata dall'Agenzia delle Entrate opera di ordinaria manutenzione, salvo naturalmente la parte riferibile al bagno, dove abbiamo appunto rifatto l'impianto idrico sanitario. Questo è un piccolo esempio. Spesso nelle comunicazioni di inizio lavori si tende a mettere tutto pensando di poter poi detrarre tutti i lavori, ma non è così. L'abilitazione, sarà utilizzata solo per quelle parti di lavori che sono effettivamente considerate opera di manutenzione straordinaria. Quando nel modulo è indicato che, c'è l'obbligo di notifica, allora avremo bisogno anche della comunicazione preventiva all'ASL. All'ASL o alla regione a seconda di come è stato stabilito, per esempio in Trentino la comunicazione viene fatta alla regione. Questa è fondamentale perché senza questa comunicazione preventiva, quando obbligatoria, la detrazione viene completamente persa. Poi avremo bisogno delle fatture. Le fatture sono importantissime, la descrizione dei lavori perché ci devono ricondurre all'abilitazione amministrativa quando presente o alla tipologia di lavoro eseguita, quando invece abbiamo l'autocertificazione. Ricordo a tutti che una fattura con una descrizione generica tipo opere di manutenzione straordinaria, l'Agenzia delle Entrate non la può ammettere. Deve essere specificato il tipo di lavoro eseguito. Se non è specificato in fattura, sarà importantissimo avere una dichiarazione del fornitore sul tipo di lavoro eseguito. Poi abbiamo il bonifico specifico della ristrutturazione edilizia, quello solito con il codice fiscale e la partita IVA del fornitore, il codice fiscale del beneficiario. Se la spesa è fatta con bonifico ordinario, ricordo che si può comunque sistemare con una dichiarazione dell'impresa. Nel caso, altra documento importante è l'autocertificazione allegato A, perché in quella parte va assolutamente compilata la parte riferibile ai lavori di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, quando parleremo anche di quella, perché, ci son delle dichiarazioni importantissime, tipo il limite dei lavori e di chi ha usufruito della detrazione, perché se io ho un limite, il limite è riferito al lavoro e all'immobile, ma se più soggetti, ad esempio, portano in detrazione determinati lavori, dovranno il mio cliente dovrà autocertificarmi che il limite dei 96.000 € è stato rispettato. Questo è un esempio, non è che possiamo andare a chiedere la documentazione degli altri comproprietari. Allora entra in gioco l'autocertificazione. Ci son poi tanti altre dichiarazioni, ad esempio quella della detenzione materiale diretta nell'immobile ereditato, ed è importantissimo che questa parte dell'autocertificazione sia ben letta dal professionista e compilata correttamente. Nel caso di lavori in condominio, sarà sufficiente la dichiarazione dell'amministratore condominiale, dove però deve attestare di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Se invece non lo certifica e non dichiara questo, dovremo farci dare tutti i documenti. Quindi dovremo naturalmente verificare tutta la documentazione inerente alla spesa sostenuta. Nel caso in cui l'amministratore condominiale non attesta di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla legge e quindi certifichi solo l'entità della somma corrisposta. Anche qua la dichiarazione dell'amministratore condominiale va letta molto attentamente.
Nel caso in cui invece parliamo di un condominio minimo, quindi fino a 8 unità immobiliari, quindi non ha il codice fiscale, allora ci vorrà la dichiarazione di chi ha fatto i lavori, di chi ha gestito il lavoro per conto di tutti gli altri condomini e l'indicazione di tutti i dati catastali delle unità immobiliari che fanno parte di questo condominio. Perché servono questi dati catastali? Per consentire all'Agenzia delle Entrate di verificare i limiti di spesa. Infine, nel caso in cui ci sia ad esempio una cessione dell'immobile su cui son stati eseguiti i lavori, per continuare la detrazione in capo al cedente, dovrà essere scritta una specifica previsione in atto notarile, altrimenti le detrazioni passano di default all'acquirente e avremo pertanto bisogno dell'atto di cessione dell'immobile per continuare a detrarre la spesa. Ehm, Nel caso di acquisto di box pertinenziale o costruzione, questo è l'elenco dei documenti che sono importantissimi da consegnare, quindi ci vorrà nel caso di acquisto il preliminare da cui risulti la pertinenzialità e il numero dei contitolari. Ci vorrà la dichiarazione del costruttore nel quale sia specificato il costo di costruzione e qua è importante capire se è comprensivo o meno dell'IVA, altrimenti se non sono comprensivi di IVA dovremo aggiungerla. In questo caso qua, allora sarà importante avere anche la fattura del costruttore per vedere a che aliquota IVA applicare. L'autocertificazione, nel caso in cui ci siano contitolari, sempre la nostra autocertificazione riporta tutto, quindi riportare, quanto di questo costo di costruzione è stato suddiviso tra i contitolari e poi il bonifico. Nel caso invece io avessi provveduto a fare una costruzione effettiva del box, devo avere la concessione edilizia, la comunicazione preventiva a inizio lavori. Nella concessione edilizia deve essere scritto il vincolo di pertinenzialità, è molto importante che ci sia perché è una condizione sine qua non. Senza questa la spesa non si può, detrarre. E poi appunto sempre naturalmente anche le spese di costruzione perché non la fattura, dei fornitori sono spese di costruzione, quindi ci vorranno appunto le fatture idonee e l'autocertificazione su ciascuna la quota, che viene detratta da ciascuno dei contitolari per verificare appunto il superamento del limite sempre dei 96.000 €. Quando invece io acquisto l'immobile ristrutturato dovrò avere tutto quello che è necessario, quindi l'atto di acquisto o il preliminare di vendita, nel caso io abbia degli acconti da detrarre, ehm, poi tutto quello che riguarda i termini di concessione edilizia, ristrutturazione, termini ultimazione lavori, se non c'è nulla in atto come nell'atto notarile, è un po' come per il sisma bonus. Io devo acquisire tutta la documentazione di supporto ricevuta dalla impresa di costruzione. Naturalmente la stessa cosa nel caso in cui io acquisti, o doni l'immobile che ha lavori, trasferiti al cessionario. Come possiamo perdere la detrazione? La perdiamo velocemente se appunto non abbiamo fatto la comunicazione preventiva all'ASL, se io non consegno le ricevute, le fatture non riportano correttamente i lavori svolti, se non porto il bonifico ordinario o la dichiarazione dell'impresa edile, la dichiarazione dell'impresa, scusate, fornitrice che dichiara di aver correttamente contabilizzato il ricavo nel suo reddito e di averlo fatto in partecipare alla determinazione del suo reddito d'impresa.
Poi un'altra, perdita causa di perdita, appunto l'esecuzione di opere non conformi alla normativa, urbanistiche. E qua entra in gioco, per esempio, nel caso di ristrutturazione edilizia, la dichiarazione del direttore lavori che attesta la conformità dei lavori eseguiti a fine opere, quindi la deposita in comune, noi dovremo averla come documentazione di supporto che poi sarà consegnata all'Agenzia delle Entrate. E anche qua, quando vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si decade automaticamente dalla detrazione. Qui in questo caso qua ci sarà necessario una dichiarazione resa dall'impresa, dalla ditta esecutrice dei lavori o dal direttore lavori. Infine, quando le opere, superano i 70.000 €, sapete vi ricordo che dal 28 maggio 2022 è assolutamente importante che l'impresa per le opere edili, il fornitore dichiari il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro del settore. Senza questa dichiarazione, non è detraibile la spesa. Questa dichiarazione può essere fatta in atto, in fattura direttamente, oppure se non è riportata in fattura deve essere comunque riportata nel contratto di appalto dei lavori, firmato prima dell'inizio lavori. Velocemente le spese di arredo sugli immobili ristrutturati quando superano da quest'anno il limite a 5.000 €, erano 8.000 nel 2023 e 16.000 nel 2022, è fondamentale nel caso di, elettrodomestici rispettare le classi, quindi la classe A per i forni, la classe E per lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e la classe F per i frigoriferi. Questo è, dal 2024 abbiamo detto 5.000 € sempre al 50% in 10 anni. Vi ricordo che è una spesa che non si trasferisce in caso di decesso e neanche in caso di cessione dell'immobile. Cosa succede? Continueremo a detrarre noi la spesa fino all'esaurimento delle quote di detrazione. Quali sono gli errori frequenti nel caso di, bonus mobili? Sono gli acquisto di immobile prima dell'inizio lavori, perché l'acquisto del mobile, prima dell'inizio lavori non lo devo escludere e, se io e devo avere anche la prova dell'inizio lavori, quindi devo avere fatture che dimostrino l'inizio lavori. La fattura di acconto non è un inizio lavori. Se non ho l'abilitazione amministrativa devo autocertificarlo io la data di inizio lavori e devo supportarla con le fatture, possibilmente. Devo documentare la classe energetica o, comunque devo anche in fattura avere riferimento all'immobile dove viene consegnato il bene. Se manca, chiederemo una dichiarazione del fornitore. Ehm, scusate, c'è scritto contribuente, ma è fornitore. S Poi, ad esempio, nel caso di rifacimento di un immobile, quei famosi rifacimenti chiave in mano, attenzione perché è fondamentale scorporare i beni mobili, devono essere dichiarati in fattura e inserite nel rigo E57 con un'apposita dichiarazione del fornitore se c'è un prezzo unico. Il prezzo unico non può essere portato all'interno della ristrutturazione edilizie, in quanto ci sono limiti di spesa, diversi. I mobili hanno un limite di 5.000 €, io devo giustificare questo inserimento all'interno dell'E57 con una dichiarazione del fornitore, se io non ce l'ho perché ho una fattura unica. E quindi è fondamentale la sua dichiarazione. Questi sono gli interventi che danno, diritto alla detrazione del bonus arredi. Attenzione perché, per esempio l'installazione di un impianto di allarme non è detraibile, non consente la detrazione del bonus mobili, in quanto è un'installazione per prevenzione di atti illeciti e non rientra nel, diritto ad avere anche il bonus mobili.
Anche l'acquisto del box non dà diritto al bonus mobili. E la stessa cosa, non possiamo, usufruire della detrazione spettante nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, quindi ad esempio l'installazione di un impianto fotovoltaico, non ci può dare diritto al bonus mobili. Scusatemi, stiamo parlando del risparmio energetico del RIGO E61 e 62. Il fotovoltaico rientrando nell'E41 si può considerare come opera di manutenzione straordinaria e di integrazione degli impianti, asserviti all'immobile e quindi ha, poi come conseguenza il diritto alla, detrazione del bonus mobili. Nel caso invece questo impianto sia ad esempio un impianto termico e vada nelle riqualificazione energetica, il bonus mobili non spetta. Salto andando velocemente alla io salterò anche quello che riguarda gli interventi sul superbonus in quanto è molto limitato come possibilità. Sappiamo che dal 1° gennaio al 31 dicembre la detrazione è del 70%, riferita esclusivamente ai condomini e alle persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a da 2 a 4 unità immobiliari. La detrazione potrà essere invece confermata al 110 solo nel caso di immobili colpiti da eventi sismici oppure dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Altre importanti vabbè qua abbiamo tutta la parte del superbonus, io penso sia il caso di saltarla perché abbiamo poco tempo, mentre invece vi vorrei parlare quello che è la riqualificazione energetica, il bonus edili del 2025. Questo è fondamentale perché ci sono importantissime novità. Intanto a regime è stato stabilito che l'aliquota sarà per tutti i lavori del 30% e con un limite massimale di 48.000 € a lavoro. Ehm, Consentendoci però un regime transitorio nel 2025, per i fino al 2027, 26-27, elevando appunto l'aliquota al 50% per i soli titolari di diritti reali, proprietari e titolari di diritti reali su un immobile prima casa, quindi abitazione principale, elevata appunto al 50% nel 2025 e 36% negli anni successivi, nei 2 anni successivi, 2026 e 2027. Per tutti gli altri casi, l'aliquota scende al 36% nel 2025 e 30% nel 2026-27. Attenzione perché naturalmente questo è, riguarda i lavori del 2025 in avanti, quindi ad esempio il contitolare, il convivente familiare non è un proprietario e non è un titolare di diritto reale, è un familiare convivente, rientrerà nella seconda tipologia. Il locatario, il comodatario dell'immobile rientra nella seconda categoria, cioè quelle con aliquota al 36% e 30. Ehm Mentre invece i soli proprietari e i soli titolari di diritto reale, quindi usufruttuari, per esempio diritto di abitazione, avranno, diritto all'aliquota più elevata. Vabbè, questo è parlando velocemente della riqualificazione energetica, quello che dobbiamo ricordarci sono i riferimenti tecnici e dove andare a cercare soprattutto le guide. Le guide dell'Enea sull'ecobonus le troviamo in questi link che io vi lascio, sono importantissime perché sono da leggere a seconda della tipologia di lavoro che viene, effettuato e la stessa cosa fondamentale è leggere anche la guida dell'Agenzia delle Entrate. In più ci sono alcuni decreti sui requisiti tecnici, di, riqualificazione energetica degli edifici che riguardano i lavori ante ottobre 2020 oppure scusate, ante aprile 2022, perché saranno
requisiti utilizzati, dovremmo utilizzare il decreto MISE del 6 agosto 2020, ma per tutti i lavori svolti a partire dal 15 aprile 2022 dovremo utilizzare il decreto MITE del 14 febbraio 2022. Decreto che, riporta appunto quali sono i requisiti energetici necessari, i prezzi di congruità approvati e che appunto è fondamentale come riferimento per capire se la spesa rientra nell'ambito della riqualificazione energetica. Naturalmente, queste sono regole del 2024, dal 2025 i soggetti che possono usufruire della detrazione, le percentuali sono come vi ho appena spiegato nelle slide precedente, quindi dipende se titolare di diritto di proprietà o altro. Ehm, Poi c'è la tipologia della riqualificazione sugli edifici singoli, dà diritto a una spesa del a una detrazione del 65% in generale, ridotta al 50% per le spese sostenute per acquisto di finestre, schermature solari, impianti di climatizzazione invernali che devono essere almeno in classe A, con cambio di, caldaia a condensazione, comunque con tutte caratteristiche tecniche, eventualmente rientra il cambio della caldaia, a condensazione rientra nell'ambito dell'aliquota di detrazione del 65% quando è abbinata a un sistema di termoregolazione di tipo evoluto. Queste cose ce le dice il modulo dell'ENEA e la documentazione tecnica che noi dobbiamo sempre richiedere al contribuente. Nel caso degli condomini la liqualificazione hanno aliquote diverse, le trovate, in questa slide. Quello che io vorrei, assolutamente, sottolineare sono che gli edifici devono essere edifici esistenti, quindi io devo dimostrare che l'immobile esisteva prima dell'inizio lavori, anche di qualsiasi categoria catastale, quindi anche un immobile rurale o inagibile e l'altra condizione tecnica primaria è quella che dell'immobile oggetto dell'intervento deve essere dotato di un impianto di riscaldamento funzionabile o riattivabile. Va bene anche la stufa pellet. Queste cose qua ce le deve asseverare il tecnico. Attenzione, non dobbiamo dirlo noi, non dobbiamo documentarlo, ma deve essere, riportato nell'asseverazione tecnica rilasciata dal termotecnico o dal direttore dei lavori. Attenzione per la tipologia degli interventi non è cambiato nulla, sono sempre gli stessi, quindi tipologie, della tipologia di lavorazione che possono essere una riqualificazione globale oppure l'impiante le schermature verticali, la 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 il facimento dell'impianto di climatizzazione invernale. In generale vi trovate tutte le indicazioni e quello che può essere necessario per, svolgere la vostra attività. Nella slide le trovate scritto. Mentre invece vi dico quello che è importantissimo la maggior parte appunto le caldaie, climatizzatori, riguardatevi le slide, sono interessanti. Errori frequenti sono riportati nelle schermature solari, perché il modello ENEA ci deve dire che, la posizione quindi dovremmo verificare che la posizione sia un orientamento da est a ovest passando per sud, mentre se fosse uno schermatura, esposta a nord, naturalmente non è detraibile. Assolutamente importante guardare l'ENEA. Vorrei intervenire sul discorso ENEA per fare in riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione che dice che la detrazione è ammessa anche in presenza di un'ENEA comunicata oltre i 90 giorni dal termine dei lavori. Ecco, come CAF noi dobbiamo attenerci alle istruzioni che ci darà l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate per il 2025, quindi per la campagna CAF 2025, non si è ancora espressa.
Se dobbiamo guardare le istruzioni del 2024, al momento è obbligatorio l'invio entro i 90 giorni, cioè causa di decadenza dalla detrazione, sebbene ci sia questa appunto sentenza di Cassazione che dice che non è necessario. Come CAF però noi dobbiamo ancora tenerci alle istruzioni date, diffuse dall'Agenzia delle Entrate nelle sue circolari, che pongono come, limite invalicabile l'invio dell'ENEA entro i 90 giorni dalla fine dei lavori. Ricordo che non c'è più neanche la remissione in bonis per questa tipologia. Che cosa dobbiamo avere come documenti? Ecco, questo è importante, è, tutto quello che riguarda la riqualificazione energetica, un po' come per le ristrutturazioni edilizie, chiederemo anche le abilitazioni amministrative, attenzione, non solo fatture e bonifici, ma anche tutto quello che riguarda la parte tecnica, di presentata in comune, il modulo Enea insieme alle ricevute informatiche e, l'asseverazione e la cosa più importante però è l'asseverazione tecnica. È un'asseverazione che richiede anche la congruità dei prezzi e che può essere sostituita nel caso di, alcuni tipologie di lavori. Naturalmente questa asseverazione tecnica è, necessaria sicuramente per una riqualificazione globale. Per, la riqualificazione globale, è necessaria appunto l'asseverazione del tecnico abilitato, quindi ci deve dare tutto quello che riguarda la congruità e la tipologia dei lavori effettuati. Ci vuole anche la prestazione energetica, l'attestato APEN, quando stiamo parlando di qualificazione globale, vi ricordo è il codice 1 per intenderci, della tipologia dei lavori nel RIGO E61. Quando invece parliamo di, ad esempio, cambio di caldaie, di, climatizzazione invernale, quando l'impianto è sotto i 100 kilowatt, sarà sufficiente la certificazione del produttore. Però in questo caso, io dovrò attestare il rispetto dei requisiti minimi di congruità di prezzi e la congruità dei prezzi, la devo attestare con l'utilizzo l'allegato A. L'allegato A del decreto Mite che io vi sto mostrando, in questo caso per i lavori avviati dal 16 aprile, riguarda ci dice quali sono i massimali specifici per singola tipologia. A seconda ad esempio della zona climatica, quando parliamo per esempio di, strutture verticali o di, impianti di serramenti o di impianti di termici di impianti di climatizzazione, oppure quando parliamo di schermature, solari, dobbiamo avere un tot al metro quadro. Ecco, questi dati noi dobbiamo dimostrare quando sostituiamo la certificazione del fornitore, dovremo dimostrargli la congruità dei prezzi utilizzando questo allegato A, e documentarlo al CAF la congruità dei prezzi, altrimenti dovremo ricondurre la spesa. Ecco, io penso di avervi dato la maggiore il più possibile le informazioni essenziali. Vorrei tornare sulla parte che riguarda l'applicazione del contratto nazionale dei lavoratori edili. Questo riguarda tutti i lavori iniziati a partire dal 2022 e di importo superiore ai 70.000 €. Senza questo è una causa di decadenza dal diritto alla detrazione. Vi ricordo che se avete dei quesiti, al momento non ci sono stati quesiti in riunione, ma, potete sempre farceli scrivendo alla assistenza@cafinterregionale.it. Naturalmente i quesiti complessi richiederanno magari un'assistenza di tipo, più importante, ma quando avete dei dubbi scriveteci e noi cercheremo sempre di risolvere. Vi ringraziamo per averci seguito e speriamo di essere stati utili nella e ci ri nella nel in questa esposizione, poi seppur breve, e ci rivediamo al 19 di maggio, quando ci sarà
la collega dottoressa Bonetto che ci parlerà di spese sanitarie e di erogazioni liberali. Un grande saluto a tutti quanti e buon lavoro.